Mister Alessandro Martini, allenatore del Viareggio, analizziamo questa sconfitta per 4-0. Non ho visto una squadra attenta, sono stati commessi alcuni errori, vedi il secondo gol che praticamente è regalato ai giocatori del Castiglione. Avete imbastito delle buone azioni, il portiere ha fatto delle buone parate, però nel complesso non è stata una bella partita. No, sicuramente, noi non sono neanche qui a cercare scusanti come al solito, che è dall'inizio dell'anno per l'impianto, gli allenamenti, perché sennò diventa ripetitivo e sono le scusanti di chi perde. No, non abbiamo fatto una buona partita, a differenza magari di Forti l'altra settimana, che sì, abbiamo perso, ma insomma siamo rimasti in partita per un bel po' e abbiamo fatto un'ottima prestazione. Stasera come a Sarzano non c'è stata veramente partita, non siamo mai stati in partita, si sentiva, si vedeva fin dall'inizio che loro erano nettamente superiori a noi e niente, sì, poi gli errori che abbiamo fatto il primo tempo sono proprio lo specchio di quello che stiamo attraversando, siamo discontinui. Questo, ripeto, non è l'escusante degli allenamenti, che non ci si allena così quando possiamo e tutto, però sì, siamo discontinui, facciamo magari una prestazione ottima come Camaiore, come con le Pumas e poi magari andiamo a Sarzana non è il fatto di perdere, perché perdere ci sta, venire qui su una pista così con una squadra che ora è in salute, sta giocando bene, anzi complimenti a Federico perché veramente ora stanno giocando un buon hockey. Ci sta di venire qui e perdere, ma è il modo in cui perdi e stasera veramente è stato il peggior modo in cui abbiamo perso. Anche perché ho visto fin dall'inizio, forse, non so, alcuni atteggiamenti difensivi un po' di paura, come se la pallina scottasse nella stecca. Il secondo gol è lo specchio della partita che è stata fatta, anche il vostro portiere è stato impegnato diverse volte. Non siete riusciti a costruire delle buone azioni per impensierire più di tanto la retaguardia del Castiglione? E certo, quando poi sei in questi momenti qua che sei in difficoltà la pallina inizia a bruciare, in difesa chiaramente magari perdi l'uomo, non parli, quello si arrabbia con l'altro, è chiaro che quando il momento è così è difficile e chiaramente non difendendo bene, non essendo reattivi sia fisicamente che di testa è difficile anche poi costruire in fase offensiva. E niente, da lunedì ripartiamo, vediamo di ritirare un po' le file, anche perché non è che le ultime partite di campionato, ora ci aspetta il difficile, perché ora abbiamo sconti veramente importanti già da sabato con l'Eboli, quindi è importante voltare pagina e riniziare da lunedì a mettersi sotto tutti, compreso io per primo, che il primo responsabile chiaramente sono io. Quindi testa agli allenamenti, testa alla prossima partita, anche perché sabato prossimo inizia il giorno di ritorno che si preannuncia difficile. Sicuramente, ma questo noi lo sapevamo già dall'inizio, quindi va bene, andiamo avanti e speriamo bene.